Ecco direttore, siamo di nuovo con lei, con i nostri telespettatori. Aveva accennato al discorso della conversione, è arrivato subito un messaggio dove c'era un ristoratore che diceva appunto: io ho un ristorante, lo chiudo, come faccio a convertirmi? Quindi quello è il mio lavoro, quello faccio da sempre, poi comunque è un danno ai dipendenti. Ci sono ambiti specifici che lei sa benissimo per i quali la conversione, cosa ti converti, e poi anche dati della vostra bussola di Veneto Lavoro, che è un po' questo sensore dei mercati che analizza, dice che appunto non tutto è convertibile, ma soprattutto non ci sono delle opportunità concrete adesso di occupazione, anche convertendosi con competenze che sono difficili da acquisire nel breve periodo. Competenze richieste difficili da acquisire. Il dato principale che dobbiamo considerare dal punto di vista di dove stiamo andando, di come sta andando, è la previsione del prodotto interno lordo della nostra regione, che è più o meno sotto il meno 10% rispetto all'anno precedente. Quindi questa è la prospettiva realistica su cui noi andiamo per quest'anno, e mi auguro che il prossimo anno possa migliorare. È evidente che in questo momento la partita della sanità, della sicurezza della sanità, è la partita principale, in particolare in queste settimane, e di conseguenza questa è la priorità, e di conseguenza tutto ciò che non è, che è in difficoltà proprio perché la sanità lo impone, deve essere in qualche modo congelato per poi riprendere il movimento quando le condizioni sanitarie saranno possibili. Certo, che consigli si sentirebbe di dare a quelle persone che svolgono attività nel settore turistico, perché dopo ne analizzeremo anche alcuni settori specifici, che ha avuto delle perdite molto importanti e che adesso ulteriormente e principalmente rispetto ad altri ne risente, da esperto di andamenti, di potenzialità del mercato? Allora, in questo momento i settori che sono più in crescita e che quindi hanno subito poche difficoltà sono legati ai sistemi informativi, quindi alle tecnologie, a tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione digitale. È evidente che non tutti possono finire a riconvertirsi in quei settori lì. Io credo che dal punto di vista del turismo molti tentativi, pensando sia alla ristorazione ma anche non solo alla ristorazione, molti tentativi sono stati fatti e si stanno facendo. È evidente che il periodo di sofferenza non è ancora terminato. Assolutamente, 49.000 morti di infezioni ospedaliere in un anno, e chiudiamo tutto per il Covid. Non puoi chiudermi in casa perché tu sei incompetente, hai distrutto la sanità. In Campania, servizio delle iene-terapie intensive nuove mai messe in uso, 10 mesi dai bonus monopattini, banchi a rotelle. Poi sento dire che la colpa è nostra perché vogliamo libertà. E ulteriore mail di protesta per una situazione che ai cittadini appare mal gestita nella sua buona sostanza, quindi non accettano le restrizioni della libertà individuale, non le capiscono, non le accettano a fronte di servizi inefficienti forniti dal pubblico. Certe regioni non si è fatto proprio niente, questo è indubbio, quindi alla fine non hai fatto nulla per le strutture ospedaliere e poi chiudi le attività e metti in croce famiglie intere. Sì. E però le tasse lo devi pagare, al limite te le prorogo. Io credo che siamo fortunati a vivere in una regione come la regione Veneto, che è caratterizzata, nonostante sia una regione a statuto ordinario, da una buona amministrazione ed è competitiva sui mercati internazionali. Io mi auguro solo che da questo punto di vista la capacità di autonomia della nostra regione possa crescere, come anche l'emergenza sanitaria ha dimostrato in termini di capacità di autogoverno.
Ecco, lei che lavora appunto nell'ambito della regione, quindi ha a che fare con diversi settori, diversi andamenti, come giustifica l'efficienza o l'inefficienza di altre regioni, soprattutto nell'ambito dei famosi centri per l'impiego, di queste strutture che dovrebbero in qualche modo muovere masse di persone verso la formazione continua, verso l'inserimento nel mercato del lavoro, perché anche qui ci troviamo in situazioni veramente diverse e paradossali da una parte all'altra dell'Italia? La giustificazione è molto semplice, la qualità del proprio lavoro, la dedizione al proprio lavoro e soprattutto la identificazione di obiettivi semplici e utili per tutti. Noi quando abbiamo preso in mano il sistema dei centri per l'impiego della nostra regione abbiamo voluto mettere al centro del nostro servizio chi non aveva lavoro e a queste persone, con queste persone stipulare un patto di servizio che consenta a questa persona di esigere alcuni servizi legati o all'incontro domanda-offerta o alle politiche attive su cui misurarci. Noi così stiamo lavorando. Tenga conto che in questo momento, proprio per consentire anche a chi ha le competenze digitali e può quindi accedere ai nostri servizi in modo a distanza, in modo digitale, noi il 50% dei nostri utenti disoccupati accede ai nostri servizi a distanza attraverso meccanismi di videoconferenza oppure di gestione digitale di tutte le procedure. Sono sufficienti? Ecco un altro messaggio, dopo faccio la domanda. Ho sentito dall'ospite dire che siamo fortunati a vivere nel Veneto. Mi ricorda quando 30 anni fa mio padre mi disse che eravamo fortunati di essere nati in Italia. Manca poco, dirò a mio figlio di essere fortunato di avere una casa, anzi ci siamo già. Allora, direttore, volevo chiederle appunto questo, relativamente ai centri per l'impiego. Cos'è che si può fare ancora per renderli più efficienti e soprattutto per far sì che il rapporto domanda-offerta si incroci ancora di più? Perché nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, ci sono aziende che non trovano certe figure professionali e figure professionali di un certo tipo che non si incrociano con l'offerta. Cosa c'è che non va? La cosa ha più dimensioni. Innanzitutto è importante che le imprese che hanno necessità di risorse umane, oltre ai canali tradizionali che utilizzano, che sono i canali legati o alle agenzie per il lavoro private o attraverso il proprio portale o attraverso canali informali che utilizzano, usino anche il canale dei centri per l'impiego. Perché? Perché è un canale che costa zero, nel senso che è gratuito e che può mettere a disposizione una banca dati di almeno 100.000 curriculum di persone che sono in questo momento in cerca di lavoro, disoccupate in cerca di lavoro. Questo secondo me è il primo messaggio da dare alle imprese. Utilizzate di più i servizi per l'impiego della Regione Veneto, che sono i centri per l'impiego di Veneto Lavoro, che sono presenti in 40 sedi all'interno della nostra regione e che coprono quindi tutto il territorio, facilmente raggiungibili o a distanza o in presenza. Perfetto. Allora, qualche secondo di interruzione pubblicitaria, direttore, così le do tempo di rispondere anche alla telefonata, ma l'abbiamo interrotta dal suo lavoro. A voi telespettatori restate con noi ancora pochi secondi.